Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. Abbiamo terminato pochi minuti fa una prima diretta, ora riprendiamo la seconda come promesso. Abbiamo Francesca Papais, sindaco di Zoppola. Allora mi permetta Papais, devo chiamare la sindaco, la sindachessa, il sindaca, come la devo chiamare? Perché qua non si capisce il sindaco, bene. va benissimo. Il sindaco, il sindaco. Francesca ancora meglio. Certo, allora, con la Francesca ci conosciamo da tanti anni, chiaramente anche per interviste televisive, molti anni fa quando io iniziai da queste parti, insomma la collaborazione all'epoca col gruppo TPN. Senti, allora io mi permetto di darti del tu perché questa è una trasmissione dove si cerca di parlare in modo chiaro e trasparente, abbiamo moltissimi telespettatori che attraverso il web ascoltano queste linee dirette, proprio per cercare di capire cosa accade nel territorio del Friuli Venezia Giulia in questo caso. In questo caso parliamo di Zoppola. Allora, Francesca, sei tanti anni che hai preso in mano le redini del comune, siedi sullo scranno principale del comune di Zoppola. 2020 è facile dire, è stato un anno particolare un po' per tutti, ma come sindaco, come ti sei trovata? Le difficoltà che hai dovuto affrontare sin da subito davanti a un qualcosa che non esisteva materialmente, ma purtroppo si è, diciamo così, presentato man mano che il periodo stava andando avanti. Intanto buon proseguimento a tutti i telescoltatori, ovviamente il 2020 un po' per tutte le realtà e un po' per tutto il mondo ovviamente è stato un anno abbastanza inedito, eccezionale proprio per le situazioni nuove che abbiamo vissuto e che ci siamo trovati ovviamente anche in prima linea a gestire. Sono emerse però, devo dire, anche in queste difficoltà delle situazioni estremamente belle, come la solidarietà ovviamente per tutta la comunità, mettendosi a disposizione soprattutto delle persone in difficoltà. E in questo momento ovviamente circa 110 casi e stiamo monitorando in collaborazione anche con i medici di medicina generale che da qualche settimana hanno attivato il servizio dei tamponi attraverso la modalità drive-in e questo sta permettendo comunque anche di tenere monitorato ovviamente una situazione che ovviamente è ben presente nel territorio. Possiamo contare anche sulla disponibilità di funzionari, ma anche il supporto nei confronti della popolazione. Devo dire che in questo anche la scuola ha dimostrato una grande capacità, un grande spirito di adattamento, ovviamente con un grande impegno affinché i ragazzi sia della scuola e della scuola secondaria potessero rientrare a scuola e così di fatto è stato dal settembre, ma anche partendo da subito anche con quelli che erano i servizi educativi messi a disposizione del comune, per cui di fatto garantendo comunque servizi alle famiglie e cercando ovviamente di lavorare in modo sinergico. Certo. E poi ovviamente un grande impegno, devo dire, messo in campo anche dai commercianti e delle imprese, proprio con un lavoro anche sinergico, proprio anche quello che era rispetto e presto usciremo anche con un bando a sostegno dei cittadini e delle categorie economiche, proprio che coloro che in questo momento hanno subito mobilità. Certo. No, dicevo, se permetti, scusa Francesca, c'è un ritorno, permetti, solo una comunicazione di servizio, sento che c'è un ritorno audio mentre stiamo parlando io e te, probabilmente è soltanto il fatto dovuto che i due cellulari magari vicini possono a volte fare interferenza perché entra chiaramente la banda, basterebbe soltanto collegare un cavetto, dico per chi è fuori campo, basterebbe solo collegare un cavetto in qualche maniera oppure fare dal portatile, sempre però con le cuffie perché altrimenti c'è questo fastidioso ritorno che disturba non solo l'intervento del sindaco perché ne rallenta il video e non si sente a volte
le sue parole. E se possiamo sistemare, dico a chi sta fuori campo, per poter sistemare questa cosa, d'altronde siamo in diretta, può succedere, per amor di Dio. Sono cose che in diretta capitano, altrimenti era registrato, era tutto facile. Scusa se ti ho interrotto, Francesca, poi proseguiamo. Non c'è problema. Sì, quindi diciamo che questo 2020 è stato sicuramente un banco di prova che ci ha visto ovviamente costretti a cambiare di quelle che erano, diciamo, le abitudini un po' di tutta la comunità, e devo dire che le persone si sono comportate in modo estremamente responsabile, ma anche con un grande spirito di servizio nei confronti delle persone più in difficoltà, e per questo mi permetto anche di ringraziare, approfitto della situazione per ringraziare i cittadini, perché devo dire hanno dato prova di grande maturità e di grande intelligenza. Ecco, mi sembra che ci sia un problema sul collegamento, vedo che la linea è partita, dunque riprendiamo la linea dallo studio centrale in attesa di perfezionare il collegamento audio-video col nostro ospite. Ricordo ancora il sindaco di Zoppola, Francesca Papais, per parlare in un certo senso di quello che è accaduto nel 2020, e poi eccola, tornata a spuntare. Sono le bizze del satellite, come si dice in questi casi. Non abbiamo il cartello, ci scusiamo per l'inconveniente, oppure come succedeva una volta, se ti ricordi, Francesca, in televisione partiva il famoso cartello blu con la scritta "ci scusiamo per l'interruzione sul collegamento internazionale". Allora riprendiamo con te quello che stavamo parlando. Abbiamo detto un 2020 purtroppo particolare anche per Zoppola, per i suoi cittadini. Hai spiegato insomma tutte le conseguenze che sono venute fuori con il Covid-19, lo hai spiegato molto bene. Quello che il comune ha cercato di fare con quelle piccole risorse insomma che avete a disposizione, non è che potete fare la rivoluzione copernicana, però quello che conta è che l'operatività c'è, questa è la cosa importante, no? Sì, assolutamente, abbiamo cercato fin da subito intanto ovviamente di dare una risposta a quella che era una situazione di emergenza, tenendo conto che nel frattempo qui proprio la casa di riposo, che non è ovviamente una casa di riposo comunale, è una casa di riposo gestita dalla Fondazione Micoli Toscano, ma è una realtà estremamente radicata, fa parte della storia del nostro territorio, e devo dire che tutti, veramente tutti i cittadini, il comune, ma anche tutte le realtà hanno sostenuto la casa di riposo proprio in quelle giornate di grande difficoltà, quindi parliamo dei mesi di aprile in particolare del 2020. Sono stati giorni molto tristi che ovviamente hanno visto la popolazione farsi, diciamo, fare squadra intorno appunto alla casa di riposo, ma poi ovviamente tutte quelle che sono stati gli interventi che abbiamo condiviso anche in Consiglio Comunale con tutte le forze sia di maggioranza che di opposizione, proprio per individuare degli strumenti per ovviamente dare una risposta in particolare ovviamente al mondo dell'economia, il mondo del commercio, pesantemente ovviamente coinvolti in quelle che sono state le crisi ovviamente conseguenti al Covid, e cercando anche di mettere in campo forze, energie nuove per vedere anche nei momenti di difficoltà delle opportunità per ovviamente anche all'interno del comune cercare di mettere in campo anche degli strumenti innovativi per dare ugualmente risposte ai cittadini, ma anzi forse dove anche il cittadino comodamente seduto a casa può attingere delle informazioni, degli strumenti, dei certificati, cioè cosa che fino magari qualche anno fa era sicuramente impensabile. Quindi questo ha portato anche un rivedere delle forme di servizio che in questo momento stiamo anche affinando, proprio per cercare di non far mancare ovviamente il servizio ai cittadini, ma anzi migliorandone la qualità e migliorandone anche le condizioni. Per cui diciamo che anche nei momenti di difficoltà cerchiamo insomma di vedere anche quelle che possono essere le opportunità determinate da una situazione che ovviamente ha portato le persone a limitare di molto gli incontri in questi giorni, proprio anche l'uscita di casa, quindi cerchiamo insomma di raccogliere anche attraverso
diciamo i social, attraverso tutti i canali anche che il Comune in questo momento ha, cerchiamo ovviamente di stare vicino ugualmente alla popolazione. Devo dire che un grande lavoro l'ha fatto la biblioteca, un grande lavoro lo stanno facendo anche ovviamente tutti gli operatori del Comune, ma un grande lavoro lo stanno facendo anche le realtà associative del territorio che le ritengo sempre dei preziosi punti di riferimento delle comunità. Nella nostra diciamo, nel nostro comune abbiamo veramente tantissime associazioni che sono un po' dei piccoli fari nelle giornate buie, perché effettivamente riescono a raccogliere istanze, riescono anche con una grande sensibilità a raccogliere quelle che possono essere ovviamente dei bisogni, ma anche credo che hanno la vivacità per raccogliere anche proposte e idee nuove, e quindi credo che questo 2021 sicuramente cercheremo di tradurle anche in modo innovativo, proprio per cercare anche di dare nuove risposte ovviamente. Che giudizio dai a Francesca Papais come sindaco fino adesso? Un giudizio trasparente, senza un tuo giudizio, insomma, come sindaco, che voto ti dai fino adesso, nel corso del Allora, tuo lungo periodo di legislatura? Francesca Papais è una persona che ovviamente cerca di fare il meglio che può, mettendoci il massimo impegno e ovviamente dando la massima disponibilità nei confronti dei propri cittadini. Francesca Papais i miracoli non li fa, ecco, questo credo che sia l'analisi molto onesta con le risorse che abbiamo a disposizione, con le grandi difficoltà che ovviamente un comune può avere, però quello che posso assicurare è che insomma ci stiamo mettendo, ma non solo ovviamente, non solo io come sindaco, ma anche ovviamente tutta l'amministrazione, che sia di maggioranza che di opposizione, stiamo lavorando, e anche in questo momento di difficoltà stiamo cercando di lavorare insieme proprio per, superando anche a volte, no, quelle che possono essere le normali divisioni o comunque i punti di vista, per cercare di dare delle risposte ai nostri cittadini. Certo. Perché nei momenti di difficoltà possiamo e dobbiamo dimostrare di avere maggiore maturità politica, proprio per cercare di unire le forze per dare le risposte più efficaci, considerando anche il momento difficile che stiamo vivendo. Il ruolo, ti faccio questa domanda, il ruolo di Zoppola all'interno del sistema Pordenone, che ruolo ha Zoppola in questo contesto della destra a tagliamento? Ma Zoppola è un comune che si è sempre confrontato con tutti i comuni, diciamo, limitrofi e non solo. L'esperienza comunque di condividere anche, diciamo, dei servizi in modo associato ha portato sicuramente un'opportunità per il nostro comune di crescita e anche di qualità di servizi. Dall'altro comunque anche un confronto politico dove più punti di vista possono compartecipare anche a una crescita dei territori. Mi riferisco in particolare per esempio al progetto del ponte sul Meduna, che è stata sicuramente un'esperienza frutto di, diciamo, di condivisione. Nell'allora UTI del Noncello è nato sicuramente un progetto come progetto voluto da più amministrazioni, che poi è stato appunto finanziato, e il Comune di Pordenone si è fatto appunto portavoce e ovviamente anche come punto di riferimento soprattutto poi in quella che è stata la progettazione, e oggi a quanto sembra, da quanto appunto dice, sì, da quello che è stato anche un'anticipazione appunto da parte dell'attuale presidente della giunta regionale, ci sarà l'opportunità di avere anche dei finanziamenti per la sua realizzazione. Ecco, questo credo che sia un esempio bello e anche un esempio di come i territori, se riescono a dialogare tra loro e riescono soprattutto a condividere progetti di area vasta, perché no, i sogni possono anche diventare realtà, permettetemi questa battuta, ma effettivamente una necessità che è quella del ponte, ma anche una riqualificazione per tutto il territorio e la comunità di Ponte Meduna. Senti, per quanto riguarda invece tutto lo sviluppo economico con queste nuove iniziative che hanno cercato in un certo senso di evitare l'egocentricità di Udine
per quanto riguarda, faccio l'esempio, non so, la Camera di Commercio piuttosto che la Confindustria con Agrusti, che si è mosso insomma in maniera molto felpata, se mi è consentito il termine, per creare l'alternativa. Poi in qualche maniera è nata una sorta di confederazione, no? Una Pax scritta sul tagliamento, per cercare di rafforzare, no? Il ruolo delle imprese nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Come la vedi? Ma io credo che di questi tempi noi ovviamente ci confrontiamo all'interno di un territorio modesto come dimensioni, che è quello del Friuli Venezia Giulia, e sicuramente unire le forze credo che sia una soluzione intelligente e quanto mai necessaria, anche perché le nostre imprese poi si confrontano con un contesto molto più grande che quello ovviamente del paese, dell'Italia, ma non solo ovviamente dell'Europa e del mondo. Quindi unire le forze, cercare di fare promozione in modo congiunto e condivisa, credo che sia assolutamente una scelta intelligente e quanto mai necessaria, anzi auspicabile, e spero che diventi anche un modus operandi anche in altri contesti. Questo al di là del dire siamo pro Udine, pro Pordenone, pro Trieste, pro Gorizia, rischia di essere un po' come la guerra dei polli di Renzo. Credo che sia importante invece dimostrare intelligenza, cosa che oggi le nostre imprese hanno sempre dimostrato, cercando appunto di raccogliere le istanze dei territori, facendosene portavoce e anche, perché no, raccogliendo quello che i territori di buono possono offrire anche nell'ambito della promozione delle imprese, ma anche dei prodotti che queste imprese ovviamente sono in grado di proporre. E quindi, prego. No, volevo dire, a proposito di polli, perché hai parlato di polli di Renzo, sappiamo bene da bravi friulani che se il pollo cresce bene, se il polez al cres bent al pulinar, alle bielgras si mangia e si parte, ma se il polez cul gialt al miez non becche ben, si rischia, no, di fare, si rischia di fare invece di un'erba fresca si rischia di trovare erba secca e tanto grasso, e quando c'è troppo grasso rischi di avere peleotis e butti via tutto, no? Tanto per essere chiaro. Certo. No, abbiamo comunque un contesto dove credo che ci siano insomma, delle esperienze anche molto molto belle di crescita. Poi è ovvio che nelle situazioni di difficoltà ci possono essere anche, e ci saranno anche situazioni sicuramente gravi, difficili, che dovranno essere sicuramente accompagnate, ma per fortuna ci sono anche belle storie che parlano di rinascita, ma che parlano anche di capacità di innovarsi e quindi anche di cogliere le opportunità nei momenti di difficoltà. Certo. Quindi sì, su questo insomma siamo anche noi, fortunatamente anche nel nostro territorio, testimoni di belle esperienze. Senti, prima di parlare di una bella realtà che si sta espandendo nel tuo territorio comunale, volevo farti proprio l'ultimissima domanda per quanto riguarda la politica. Ti sei trovata meglio con Pedrotti o con Ciriani? Ma io Puoi anche rispondere. mi trovo bene con tutti, nel senso che io sono un sindaco e in quanto tale, al di là poi delle appartenenze, devo svolgere al meglio la mia funzione, e quindi mi sono sempre trovata bene e ho grande rispetto delle persone che si mettono a servizio della propria comunità. Parto da questo principio. Quindi che si tratti di Claudio Pedrotti, che si tratti di Alessandro Ciriani, sono stati comunque e sono due sindaci, sono stati ovviamente sindaci uno è tuttora sindaco della città di Pordenone, e devo dire che insomma le ritengo due persone intelligenti, due persone che comunque di cui ho grande stima, e quindi mi sono trovata, posso dire, bene con entrambe, perché alla fine partendo anche da dei punti di vista diversi, ognuno vuole bene al proprio territorio, alla propria città o comunque al proprio comune, e quindi alla fine credo che sì, sono due brave persone, quindi ho stima di entrambi, quindi posso dire tranquillamente che ho lavorato bene con entrambi. Proprio l'ultimissima per quanto riguarda la politica, Sergio Bolzonello, a cui facciamo gli auguri, è rientrato alla grande dopo il periodo, purtroppo anche lui è stato colpito dal Covid, ma ha saputo combattere, davvero leone com'è, ed è tornato in trincea, perché veramente è uno degli uomini. Io personalmente ho sempre stimato Sergio, proprio perché l'ho conosciuto ancora ai tempi quando non faceva il politico di professione, ma era ancora il contabile, tra parentesi, della Federcalcio in Friuli Venezia Giulia.
sempre per questioni di pallone in un certo senso, ma al di là di questo, il ruolo di Sergio Bozzonello attualmente e in futuro, e poi proprio per chiudere, c'è un erede di Sergio Bozzonello? Ma allora, credo che Sergio Bolzonello sia una risorsa per il territorio della provincia di Pordenone, ma anche per questa regione. Spero che continui a ad impegnarsi ovviamente come punto di riferimento della politica, ovviamente di un'area politica, della sensibilità politica, ma penso anche un po' per questo suo approccio che ha sempre avuto laico, anche al di là poi delle appartenenze, di persona che comunque riesce a dialogare con un po' tutte le realtà. L'ha dimostrato da sindaco, credo che l'abbia dimostrato anche nel suo ruolo di vicepresidente della giunta regionale, è sempre stata una persona di dialogo e spero che questa sua dote, questa sua caratteristica lo metta, diciamo, sempre a servizio della comunità, in cui ovviamente è stato sindaco, ma non solo, ovviamente della comunità tutta, per contribuire anche proprio come uomo del dialogo a confrontarsi anche con amministratori che possono avere ovviamente dei punti di vista diversi, insomma, ma il tutto per, diciamo, contribuire sempre a far crescere le nostre comunità. Ecco. E allora, Francesca, adesso cambiamo completamente argomento, restiamo sempre su Zoppola, parliamo di questa nuova realtà, no? Nuova realtà fino a un certo punto, perché altrimenti Giuseppe mi dice nuova cosa, sono 24 anni che sono presente sul territorio, non sono nato ieri, no? E allora questa nuova realtà che si chiama Horizon Informatica che da tanti anni è presente sul territorio di Zoppola, provincia di Pordenone e tutto il Friuli Venezia Giulia e non solo. Si sta espandendo, come vedi abbiamo aperto anche una filiale per quanto riguarda questo nuovo progetto che è friulitv.net, che è un portale web di informazione al momento, un domani potrebbe diventare insomma una web tv come una web radio, insomma questo è un passo successivo, uno step successivo. Ecco, ulteriore messaggio per dire che a Zoppola si può fare impresa. Assolutamente, io credo che quando prima parlavo di belle esperienze, di persone intelligenti che riescono a vedere anche le opportunità, credo appunto che insomma, posso dire tranquillamente che Giuseppe e Horizon Informatica rappresentano sicuramente un bel messaggio e anche un buon esempio del saper fare impresa e anche in modo innovativo, cogliendo quelli che sono, diciamo, le necessità del momento, ma anche quelle che ovviamente la direzione verso cui il mondo sta andando. Quindi veramente faccio un grande in bocca al lupo a Giuseppe, a tutto il suo team, è una realtà in espansione e in crescita e perché no, insomma, anche loro li ritengo degli ambasciatori del nostro comune. Sì, cioè ambasciatori per tenere le radici storiche e culturali anche, perché questa è una realtà importante già ai tempi, no? Perché qui si respira ancora quello che era il Friuli storico inteso ai tempi dei patriarchi. Sì, credo di sì, questo sia assolutamente un punto di riferimento importante. Poi insomma, noi siamo l'ultimo comune che parla in friulano, quindi insomma credo che sia sicuramente un territorio ricco di storie, di tradizione che cerchiamo sempre di far conoscere e di valorizzare, proprio come diciamo esempio per le future generazioni. Proprio recentemente abbiamo pubblicato il 18° quaderno zoppolano, ogni anno la Proloco in collaborazione col Comune pubblica una ricerca storica e culturale del territorio. Quest'anno il tema 2020 nel 2020 è stato dedicato proprio al tema del gioco con un bel messaggio di speranza di cui abbiamo tanto bisogno. E grazie diciamo, l'impegno di Mario Dall'Agnese, di tantissimi ricercatori, perché qui a Zoppola devi sapere, Omar, che ci sono veramente delle persone che a parte amano il proprio territorio, ma dedicano anche tanto tempo per riaprire quelli che sono i cassetti della memoria e riscoprire veramente delle esperienze straordinarie. Certo. Che ci fanno inorgoglire e che consegnano soprattutto alle nuove generazioni veramente un bel messaggio di speranza, ma anche di storia, cultura e tradizioni che ovviamente hanno reso grande il nostro territorio e che oggi ovviamente credo lo rinforzi. Ecco. Poi insomma abbiamo tante belle esperienze, speriamo che nel 2021 possiamo di nuovo tifare in prima fila la nostra Giada Rossi che speriamo insomma possa partecipare alle Paralimpiadi, se ci saranno le Paralimpiadi ovviamente a Tokyo, quindi
diciamo che questo 2021 insomma l'abbiamo accolto con grande speranza e speriamo di poterlo tradurre anche ovviamente questa speranza in messaggi concreti ovviamente e risposte certe. Certo. Senti, hai un motto particolare, nel senso che ogni politico ha un suo motto, no? Soprattutto questa moda, secondo me, filoamericana, no? Di avere sempre uno slogan per cercare di portare avanti la propria sia campagna elettorale, ma soprattutto quello che poi la guida, no? del comune. Hai qualcosa di particolare, un motto così tanto Aiuto. per... Io ho sempre pensato che i problemi nascono per essere risolti, quindi questo serve per anche evitare di farsi prendere dal panico e quindi diciamo che cerchiamo insomma di accompagnare di dare delle soluzioni ovviamente per i problemi che mano a mano Certo. si presentano, perché ovviamente nulla è definitivo. Bene, vediamo se è pronto anche Giuseppe, che lo vedo in bassa frequenza, così facciamo intervenire anche lui per coinvolgerlo in questa nostra chiacchierata insieme ai nostri amici che ci stanno seguendo sia in diretta che nella successiva differita. Eccoci qua Giuseppe, vediamo adesso se l'audio è perfezionato. Ci sei? Vediamo sì, c'era un po' di ritorni audio prima nello stesso ufficio, quindi... Sì, perché sappiamo, io l'ho detto apposta in bassa frequenza perché non potevo alzarmi, ma non è, io mi scuso, purtroppo il mio background televisivo mi porta anche a questo, no? Nel senso che lanci i messaggi per cercare, insomma, i messaggi cifrati, no? Per correggere l'eventuale errore in corso d'opera. Ma ripeto, siamo in diretta, può succedere. Allora, Giuseppe, hai sentito un po' questa chiacchierata con il sindaco? Tu hai qualche domanda da fare? No, intanto volevo ringraziare Francesca per la presenza quest'oggi, che ha dedicato del suo tempo, e le domande mi sembra le già fatte te, sia in ambito politico che a livello di impresa, così chiamato. E l'unica domanda che volevo fare: ci sono novità per questo 2021 riguardo Zoppola relativamente a ciò che riguarda la fibra e non fibra, visto abbiamo parecchie richieste quando arriverà il segnale più potente, tra virgolette, in quel di Zoppola. Sì, adesso grazie Giuseppe per la domanda. So che ovviamente è un tema importantissimo, oggi servono le infrastrutture viarie quanto anche le infrastrutture, diciamo, è importante una strada per un'impresa, ma altrettanto importante la fibra, insomma, quindi sono delle infrastrutture assolutamente necessarie. In questo momento stiamo arrivando a Castions proprio per poter, diciamo, collegare un po' tutte anche le telecamere nella zona limitrofe alla piazza e ovviamente poi insomma ci saranno anche degli interventi nelle altre frazioni di concerto ovviamente anche con la regione. Sì, perché tra smart working, ragazzi a scuola, la domanda quotidiana che arrivano non si riesce a navigare, purtroppo non è risolvibile informaticamente, ma le linee sono quelle che sono, speriamo, come dicevi te, in un potenziamento in tempi brevi, quindi al fine di agevolare un po' tutti, insomma. Assolutamente. Ok. Perché sono in mute, dicevo, avevo messo in mute un attimo il microfono perché nel frattempo stavo vedendo se c'erano notizie dell'ultima ora e approfitto anche della presenza del sindaco per aggiornarla. Allora, innanzitutto va detto che il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha immaginato un'ordinanza che sposti dopo il 31 gennaio il rientro in classe dei ragazzi delle secondarie di secondo grado. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen durante la conferenza stampa odierna. Ovviamente, ha aggiunto, ci sono possibilità di intervenire da qui al 31 gennaio a seconda di come la curva epidemiologica si modificherà nelle prossime settimane. L'ordinanza, ha precisato l'assessore, verrà fermata nella giornata odierna dal presidente Fedriga e prolungherà il ricorso alla didattica digitale integrata al 100% per gli istituti superiori fino al 31 gennaio prossimo. Poi abbiamo un'altra notizia di colore, però è una notizia anche questa
che va comunque in cronaca, l'avevamo già accennato attraverso friulitv.net proprio tra Natale e Capodanno, che c'erano importanti novità per quanto riguarda il Pignarul Grant di Tarcento, sul Monte di Coia. Allora va detto che non si farà il Pignarul Grant, la grande pira epifanica che viene accesa come da tradizione la sera del 6 gennaio sul Colle di Coia a Tarcento. L'ha confermato oggi il comando della polizia locale del centro collinare, che ogni anno vede l'afflusso di migliaia di persone il giorno dell'Epifania per assistere in diretta dal vivo alla cerimonia di accensione al famoso vaticinio del vecchio venerando, figura leggendaria interpretata da Giordano Marsiglio, che a seconda della direzione delle fiamme formula la sua previsione su quello che accadrà nell'anno appena iniziato. La polizia locale di Tarcento riferisce che la manifestazione è stata cancellata poiché il giorno dell'Epifania è in vigore, anche domani ricordiamo, la zona rossa. Si era cercato insomma di posticipare l'evento magari al 9, al 10, ma purtroppo la cronaca, come si dice in questi casi, è sempre evolutiva, è in evoluzione, e dunque il Pignarul Grant, ripetiamo, di Tarcento è stato cancellato e non si farà. Poi, ripeto, sono tradizioni, come si parlava prima di Zoppola, che ha le sue tradizioni, la sua radice storico-culturale legata a quello che era il Friuli dei patriarchi, che poi si è evoluto. Anche il Pignarul faceva parte della tradizione friulana, soprattutto quella tradizione, no, Francesca, agricola, no, contadina, come giustamente si dice, che ha portato avanti nei secoli il Friuli con la sua storia, con la sua tradizione. Ecco, anche questi eventi che purtroppo vengono cancellati causa gioco di forza maggiore tendono un po' ad affievolire quelle che sono le speranze positive, però giustamente tu mi insegni, il mondo va avanti, bisogna sempre comunque lanciare il messaggio giusto, no? Assolutamente, questo è necessario. Quest'anno purtroppo anche oltre ai falò, anche qui a Zoppola ovviamente non si potranno svolgere, ma come anche nel 2020 sono saltate praticamente tutte le feste, le sagre di promozione, che sono eventi importantissimi di promozione del territorio. Speriamo, e io nell'augurio che ho mandato anche alle associazioni è quello di non far spegnere questa fiamma dell'amore per il proprio territorio, di voler ancora continuare a fare rete e promozione. Il volontariato è uno strumento fondamentale, importante per far crescere le comunità, ma per mantenere vive queste tradizioni. Quindi dispiace ovviamente, ma ovviamente in questo momento parliamo di salute pubblica, quindi è assolutamente sovrana rispetto a tutto, però che si mantengano vive queste tradizioni, e il prossimo anno ci rifaremo sicuramente. Noi saremo sempre pronti a intervenire in caso d'emergenza per documentare, no? Documentare e raccontare quello che accade in Friuli Venezia Giulia attraverso il web, la piattaforma con i social, dove qualsiasi friulano e non, in qualsiasi punto nel mondo, addirittura anche sulla Luna volendo, no? Anche nello spazio, mentre gira con l'astronave intorno, però c'è il segnale internet, si può tranquillamente guardare e ascoltare per capire quello che accade nel nostro amato Friuli e anche Venezia Giulia, perché altrimenti sono i nostri amici di Trieste ci bacchettano, o anche i venetologi ci bacchettano perché dicono voi siete friulani. A dire il vero, io sono friulano, nato in Friuli, mio papà e mia mamma sono tutti e due nati in Friuli, però ad esempio già io sono 3/4 trevigiano, perché mia mamma, i genitori di mia mamma, i miei nonni materni erano entrambi veneti, razza Piave, come abbiamo detto, no Giuseppe, la sera esatto. Mia mamma attraverso la diretta, mentre già mio papà era più misto, perché mio nonno friulano doc, mentre mia nonna arrivava da quel di Riese Pio X. Allora io ringrazio il sindaco di Zoppola, Francesca Pappais, per aver partecipato a questa diretta. Grazie sindaco. Grazie a voi, un grande in bocca al lupo per tutto, veramente di cuore. Grazie mille Francesca e ancora sì, e buon 2021. Grazie. Bene, ciao, grazie. Io ringrazio i nostri amici e le amiche per la visione e l'ascolto, che come sempre puntuali davanti allo schermo o al tablet o allo smartphone o all'iPhone. Vi ricordo che con l'iPhone non ci si asciuga i capelli, ho provato ma non funziona, però si può fare la doccia, si può fare la doccia, questa è una cosa importante perché è ermetico, dunque non passa l'acqua. Al di là delle battute, ci vuole anche per smitizzare, no? Per stemperare un po' le cose.
ringrazio ancora la nostra ospite, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. L'informazione su friulitv.net torna più tardi con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. E come si dice, seppur io ho varcato il Tilimiente e mi trovo dal Friuli Zamp, cioè nel senso dal Zamp sono passato al Dret, no? Tanto per guardare la geografia, però non si deve perdere mai le tradizioni. Come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Ciao. Mandi.